Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Pribitera. Benvenuto amico mio Marco Testoni e benvenuti tutti quanti in questo nuovo magazine che sarà un po' particolare perché tu hai un film, ma io invece ho un omaggio che forse è la prima volta che facciamo un tributo considerando diversi film, perché è venuto a mancare uno che per me, ma credo per tutti quanti, era il più nobile, elegante, bello da morire, ma poi di una recitazione sempre capace di sfumature anche lievi, semplicemente bastava un sopracciglio o un momento delle labbra per essere un attore straordinario, e parlo del grandissimo Robert Redford, che ci ha lasciati il 16 settembre scorso, grandissimo regista e grandissimo attore. Allora io quando è venuto a mancare, grande dispiacere, mi sono andato a riguardare alcuni film. Vi consiglio vivamente di andare a recuperare o di vederli per la prima volta Butch Cassidy, Il migliore, Gente comune, prima regia di Robert Redford, Tutti gli uomini del presidente, La stangata, Come eravamo, Il grande Gatsby, Quiz Show, Spy Game, che è molto attuale tra l'altro, In mezzo scorre il fiume e La mia Africa. Però quelli che vi consiglio in questo magazine, di cui tra l'altro vi faccio vedere anche le colonne sonore, non lo faccio da tanto tempo, mi sa, caro Marco, che faccio vedere i CD. Allora, uno è questo, I 3 giorni del Condor, colonna sonora di Dave Grusin. Ragazzi, spettacolare, funky, pop symphony, orchestrale, una roba veramente, uno dei temi più iconici degli anni 70, scritto da Dave Grusin, che talmente fece innamorare della sua musica Robert Redford che molti dei suoi film, a venire anche registici, chiamò proprio il Dave Grusin. Allora, i 3 giorni del Condor, il primo che mi sono andato a rivedere, ancora oggi è un capolavoro del 75, diretto da Sidney Pollack, tratto ad un adattamento di un romanzo famoso, I 6 giorni del Condor di James Grady, che nel film diventarono 3 i giorni. Considerato ancora oggi uno dei migliori film del genere cospirativo e thriller politico della storia del cinema, che ebbe diverse candidature, tra cui una per il montaggio. Interpretato anche dalla bellissima Faye Dunaway, dal grande Cliff Robertson e da uno stratosferico e, diciamo, cattivo non cattivo, Max von Sydow. Allora, ragazzi, guardatelo, vi prego, perché è veramente un capolavoro. Ogni fotogramma, ogni momento musicale, questo del 75. Altro film che mi sono andato a riscoprire, di cui vi faccio vedere il vinile, è questo, Eagles, che era pericolosamente insieme con Debra Winger, Daryl Hannah e Robert Redford. Allora, anche questo una sorta di thriller giuridico molto particolare, quasi con delle tracce comedy, con le musiche di Elmer Bernstein, musiche molto allegrotte, che seguono più che altro non la trama thriller, che è abbastanza complicata, ma quanto il rapporto amorevole tra questi due avvocati, Robert Redford e Debra Winger, che basta solamente i momenti, i fotogrammi in cui si vedono loro due che si guardano, che tu dici ma si saranno amati veramente sul set, e Daryl Hannah da batticuore continuo, da colpo al cuore secco, che tra l'altro interpreta e scrive una canzone molto avanti per l'epoca. Parliamo di che il film era diretto da Ivan Reitman, quello di Ghostbusters, ed era dell'86, e Daryl Hannah ha scritto una sorta di canzone che segue il suo percorso di video artista, molto sui generis, in New York. È una canzone pop, dark, metal, ma dovete ascoltarla, ed è anche presente nel vinile o nella colonna sonora in CD di Legal Eagles, pericolosamente insieme. E poi, ultimo, last but not least, Il castello. Allora, io questo film me lo rivedo ogni 2x3, non so per quale motivo, ma sono affezionatissimo, a parte la colonna sonora di Jerry Goldsmith, che rifà un po' il verso a quella di Rambo, ma un film politico, militaresco, diretto da Rod Lurie, con James Gandolfini, Mark Ruffalo e Delroy Lindo, dove nel 2001 Robert Redford interpreta un generale accusato ingiustamente, giustamente, non si sa, però il film è tutto ambientato nello stesso carcere penitenziario dove hanno girato Il Miglio Verde, e devo dire che è tutta una sequela di colpi di crescendo d'azione fino a quando ci sarà un'esplosione finale. Non vi dico altro, ma è un film patriottico per eccellenza, e anche questo
molto antitrampiano, antelitteram. E dulcis in fundo ho scoperto un film che pensavo di aver visto solo con la regia di Robert Redford, non c'è nessuna parte sua attoriale, che è Milagro, musiche di Dave Grusin che vinsero l'Oscar. Pensate, una fiaba messicana, una fiaba veramente deliziosa, dove un latifondista americano al confine col Messico vuole spazzare i messicani per creare nel questo paese, che si chiama per l'appunto Milagro, e vuole creare un campo da golf per ricchi. Allora, il latifondista sembra Trump, la moglie del latifondista è Melanie Griffith, che parla pochissimo e fa vedere tutta la sua bellezza, ma l'attrice protagonista è Sonia Braga, che all'epoca del film era la compagna di Robert Redford, che accusavano che lui aveva girato questo film come regista solo perché gli aveva chiesto la compagna. Allora, vi dico che il film è delizioso, guardatevelo veramente, perché ne uscirete deliziati e anche un po' più consci di quello che sta succedendo attualmente con Trump in America. E tu invece cos'hai, caro Marco? Allora, lasciami ricordare anche a me un film di Robert Redford che mi fa sorridere, perché ogni volta che ci ripenso si chiama Il vento del perdono, è un film del 2005 con Morgan Freeman. Sono tutte e due dei, diciamo così, dei vecchi cowboy, mettiamola così, che vivono in campagna, sono anziani, sono molto anziani e guardano una collina di fronte a loro. E uno dei due dice: ecco, io vorrei essere sepolto lì in cima a quella collina, e l'altro gli risponde: ma non sarà il caso prima di essere sepolto che tu muoia? Ed è una cosa Me lo ricordo, bello. questa battuta, guarda, ogni volta che ci ripenso, la poesia, il lirismo, il momento di commozione, e dall'altra parte l'umorismo caustico dell'altro. Allora, io invece passo da questo capolavoro, diciamo così, di attore a un film francese che mi ha molto incuriosito. Sto parlando del film Un'estate in Provenza. È un film del 2014, quindi è passato 10 anni abbondanti. Non so per quale motivo proprio in questo momento viene distribuito un po' in tutte le piattaforme digitali che noi conosciamo. Protagonisti Jean Reno e Anna Galiena, quindi attrice italiana ma da tempo che ruota nell'orbita del cinema francese. È il racconto di questi due nonni, perché si parla di nonni, ex fricchettoni che nella loro vita giovanile giravano il mondo in moto con le loro Harley Davidson, o se no andavano in India, frequentavano l'amore libero, droghe, ma droghe leggere, quindi quelle che giravano allora, e li vengono a trovare, loro abitano in Provenza, vengono a trovarli i loro nipoti da Parigi, ragazzi molto connessi sui social, che si rendono conto che in questa casa in Provenza non prende bene la rete. Questa è una storia, insomma, carina, dove vallo a spiegare a tuo nipote che tu facevi amore libero, che ti facevi dei gran cannoni e via discorrendo. È una cosa difficile che non ti aspetti da dei nonnini innocenti che trovi lì davanti. Nel cinema, quando si parla di nonnini, sono un po' i nonnini del Mulino Bianco, e invece i nonnini hanno avuto una loro vita, e soprattutto quelli che provengono dagli anni 60-70 alla faccia della vita, l'hanno proprio consumata la vita, ecco, da questo punto di vista, soprattutto quando ti trovi dei nonni che sono molto più anticonformisti dei nipoti, e questa è l'altra cosa ancora più stravagante. Ciò che mi ha colpito particolarmente delle musiche è la tracklist, lo dico da music supervisor. Normalmente qui in Italia, quando ti azzardi a mettere più di 1 o 2 pezzi particolarmente importanti della storia della musica pop o rock,
sai benissimo che avrai dei problemi di produzione, perché i diritti di sincronizzazione di questi brani costano, e costano tanto, e vanno a incidere anche nel budget del film. Allora io mi vado a leggere i titoli di ciò che ho sentito, e quando li ho sentiti nel film ho detto: non è possibile, questa deve essere una mega produzione. Nel film ascoltiamo The Sound of Silence di Simon and Garfunkel, Venus degli Shocking Blue, Highway Star dei Deep Purple, 2 brani di Bob Dylan, Knocking on Even Doors e Forever Young, In the Summertime dei Mango Jerry, e a chiudere un pezzettino così, Paradise dei Coldplay. Ora, io non so quanto sia costata solamente questa tracklist per un film che, leggo fonte IMDb, a budget 8 milioni e mezzo di euro, quindi diciamo una cifra importante, ma non neanche così eccessiva per film francesi, che ricordiamo sono una potenza europea in quanto a filmografia e produzione. Quindi è una riflessione che faccio: come mai in Italia invece tutto ciò non ce lo possiamo permettere? Chi lo sa? E con questa domanda, Massimo, faccio chiudere a te. E con questa domanda, che non avrà risposta, speriamo almeno di sì, allora vi invitiamo a vedere e a trovare in giro sulle varie piattaforme, anche se ce l'avete in casa in DVD Blu-ray, i film di Robert Redford, perché è bello riscoprire il grande cinema di una volta e grandi attori di una volta, che lo sono rimasti per sempre. E poi questo Un'estate in Provenza, che si trova su Prime, su My Movies e su YouTube, un po' ovunque. Perfetto, quindi come al solito buona visione. Ciao, alla prossima!